cortesia inserite i pezzi. Apriamo questa sera la 65esima e ultima seduta del Consiglio Comunale di martedì 30 aprile 2024. La seduta è pubblica e può essere vista in diretta TV sulla Tenda TV, in diretta via streaming e su internet. Lascio la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario. Da Reggiano Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Lus Marco, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Frasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, presente. Scottà Giancarlo, Tonon Roberto e Varaschin Gianni. Il numero legale c'è. Bene. Nominiamo gli scrutatori. Parrella, va bene, grazie. Salezze, va bene, grazie. De Nardi, va bene, grazie. Bene. Comunicazioni. C'è qualche comunicazione da parte della Giunta? Non si fanno più le comunicazioni. Non si fanno più. Siamo in convocazione improrogabile ed urgente, ci atteniamo ai punti all'ordine del giorno. Non lo so, si dice durante la discussione. Allora, giusto perché è l'ultima seduta, chiudiamo questa sera la consigliatura 2019-2024, iniziata nel giugno di 5 anni fa. Ritengo opportuno in questa circostanza fare una sorta di piccolo bilancio di quanto fatto. Abbiamo tenuto 65 sedute, tutte tranne una terminata entro la mezzanotte, in conformità a quanto mi ero impegnato a fare nella seduta di inizio consigliatura, al momento della mia elezione a Presidente. Abbiamo realizzato il nuovo impianto audiovisivo dell'aula consiliare, adeguandolo alle più moderne e funzionali tecnologie. Abbiamo introdotto la novità delle cosiddette visite sul campo, che è uno strumento utilissimo per far conoscere di persona ed in loco le situazioni e i problemi della città ai consiglieri comunali. Auspico che vengano non solo mantenute, ma possibilmente potenziate anche nel prossimo quinquennio. Chiudo auspicando che i molti e impellenti problemi della città, alcuni dei quali si trascinano irrisolti da consigliatura in consigliatura e da amministrazione in amministrazione, siano al centro della discussione e del dibattito elettorale per cercare di creare le condizioni che portino finalmente alla loro fruttuosa soluzione. Grazie. Bene, apriamo con il primo punto all'ordine del giorno.
Prego, consigliere Rosset. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Presidente Sant'Antonio, mi rivolgo a lei come soggetto che ha convocato questo Consiglio Comunale, in quanto io ravviso un mancato rispetto del nostro regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale. E mi spiego. Articolo 41, pagina 21. L'articolo 41 cita: la seduta di seconda convocazione deve seguire in giorno diverso la seduta di prima convocazione andata deserta ed è valida con la presenza di almeno un terzo di consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco. Qui c'è una mancanza che c'era anche nell'altra convocazione del Consiglio Comunale, che chiedo venia, non me ne ero accorto, mi sono accorto su questa. E vedo che questa sera, ancora una volta, la seconda convocazione è fatta la sera stessa. Questo qui va contro quello che è il nostro regolamento. Correttamente la logica è che se un consigliere è impedito quel giorno e non può partecipare alla seconda convocazione se c'è al giorno stesso. Quindi il regolamento è corretto. Il punto della situazione è: siamo in presenza di un vizio di forma o di sostanza? Un atto che è affetto da uno di questi vizi può essere impugnato? La prego di darmi una risposta, grazie. Rispondo subito. Allora, ovviamente ci abbiamo pensato a questa cosa. Siccome il regolamento non è un'entità che comprende tutti i casi possibili immaginabili ed anche degli imprevisti che possono succedere in una legislatura, evidentemente abbiamo fatto il meglio possibile. Ora lascio un attimo la parola al segretario che le spiegherà il motivo per cui le due convocazioni sono state fatte nello stesso giorno, che praticamente il motivo è sul fatto che bisogna... È una convocazione per approvare un punto all'ordine del giorno, quale appunto è il rendiconto, e rientra nella casistica degli ordini del giorno improrogabili ed urgenti. Il fatto è dato dall'urgenza, dalla scadenza del termine che è il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto. Quindi convocare la seconda convocazione in un giorno diverso, quindi il 2 o il primo, avrebbe significato quantomeno andare anche contro questa scadenza. Riguardo alla legittimità, i consiglieri in maggioranza ci sono, con la presenza, seppure ci fosse stata una irregolarità, è sanata dalla presenza dei consiglieri. Comunque stiamo parlando della convocazione, della seconda convocazione, non anche della prima, che stiamo svolgendo e che è assolutamente legittima. Bene. A questo punto possiamo proseguire, data la spiegazione di tipo tecnico. Punto numero 1. Ratifica variazione di bilancio di cui è alla deliberazione della Giunta Comunale numero 62 del 18/4/2024. Lascio la parola all'assessore o lascio la parola al dottor Sarri, mi dice il vice sindaco. Prego, dottor Sarri, per la illustrazione della proposta di delibera. Sì, buonasera a tutti. Faccio una premessa di carattere generale, nel senso che anche la ratifica della variazione di bilancio rientra nella casistica dell'atto improrogabile urgente, quindi assumibile dal Consiglio Comunale dopo i 45 giorni antecedenti le elezioni.
E in questa variazione sapete che la Giunta Comunale nelle proprie competenze può assumere variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi. Quindi in data 18 aprile 2024 la Giunta Comunale ha assunto una variazione di bilancio di competenza del Consiglio Comunale della quale questa sera se ne propone la ratifica in Consiglio Comunale. La variazione, tra l'altro anche illustrata in Commissione, prevede per quanto riguarda la spesa corrente un aumento delle spese legate allo svolgimento delle prossime elezioni amministrative europee, ad maggiori